I giardini d'inverno sono affascinanti, discreti nel loro silenzio e si preparano al risveglio della primavera come tutto il resto della natura. Il nostro itinerario comincia questa settimana da uno splendido giardino all'italiana, un vero e proprio museo all'aperto, quello di Villa Pisani a Vescovana. Il corpo della costruzione, iniziata nel 1513, pare sia sorto su un'antica area conventuale. Davanti all'austera facciata, statue in pietra di Vicenza impreziosiscono l'accesso al giardino. Tra le molte curiosità della villa, questa bocca di pietra che accoglieva le denunce anonime degli abitanti di Vescovana. Il cancello di ferro presenta due insoliti e antichi guardiani, vere e proprie sculture. Questi due misteriosi alberi, rare conifere, probabilmente dei tassi, sono il biglietto da visita del vero e proprio giardino all'italiana che si trova sul retro della villa. Qui, in una assolata giornata d'inverno, si possono ammirare le precise geometrie ottocentesche che danno vita a questo prezioso fazzoletto di terra. Motivo dominante della produzione plastica, i pavoni che troneggiano eleganti lungo tutto il percorso. A ridosso del giardino si apre un parco all'inglese, romantico e suggestivo dalla grande varietà di piante. Magnolie, pigli, platani, roveri, abeti, pauloni e pioppi italiani popolano il verde di Villa Pisani, che raggiunge i 10 ettari di terreno. Un patrimonio da amare e conservare nel rispetto della storia. Prima di tutto direi l'informazione, la cultura, la preparazione, il confronto e un grandissimo amore per la natura e per la bellezza. Perché io dico sempre che di questo bellissimo patrimonio è tutto bellissimo, la casa, la villa, ma il giardino è proprio l'incanto, è la suggestione, è la riflessione, è l'amore, è la bellezza, è proprio quella di fronte alla quale uno si trova e dice beh, veramente qui ci si salva da tutto. Il giardino di Villa Pisani con la bella stagione si trasforma non solo per quanto riguarda la vegetazione che si impreziosisce di eleganti roseti, ma anche nell'uso. Nelle sere d'estate sotto le stelle, mentre le normali visite possono essere effettuate il lunedì. Da Vescovana ci spostiamo di qualche chilometro per ammirare un altro splendido complesso, Villa Widman, proprio nel centro di Bagnoli di Sopra, aperta ai visitatori ogni giovedì pomeriggio. La particolarità di questa tenuta sta in gran parte nel giardino ampio e lineare che accoglie molte statue. Vicino al cuore della villa ci sono i segni zodiacali impersonati da simpatici putti. Addossato alla costruzione, oggi abitata dalla famiglia Borletti, anche un prezioso pozzo, opera veneziana del XIV-XV secolo, e vicino al muro perimetrale il rudere dell'antica ghiacciaia, indispensabile per la preparazione dei sontuosi banchetti in villa. Oltre il grande prato, ecco però il gioiello del giardino, 16 statue opera di Antonio Bonazza, che nel 1742 Ludovico Widman chiamò a Bagnoli perché scolpisse i personaggi di una commedia del grande Goldoni, La Fiera, composta e rappresentata proprio nel teatro della villa. Sì, perché il nome di Palazzo Widman è strettamente legato a quello del più amato commediografo veneziano di tutti i tempi. Carlo Goldoni soggiornò più volte nell'incantevole villa veneta che ancora oggi vive nel suo ricordo.